contro il commissario Zappalorto, ha tagliato lo stipendio delle maestre, accusano per difendere 7 dirigenti esterni. Ed ora una nuova polemica da parte del Movimento 5 Stelle sull'operato del commissario Vittorio Zappalorto. Si parla di tagli di dirigenti. Il commissario Zappalorto aveva cominciato abbastanza bene il suo operato, ma è andato sempre più in peggiorando. Quest'ultima mossa del confermare appunto questi dirigenti che sono esterni alla pianta organica è in perfetta linea con l'amministrazione di centro-sinistra degli ultimi 20 anni, cioè tutelare i forti e diciamo bastonare i deboli. Zappalorto accusano i militanti del Movimento 5 Stelle, ha tagliato lo stipendio delle maestre dei nidi e dei vigili che escono in servizio notturno e festivo per difendere il posto di 7 dirigenti esterni che a norma di legge sarebbero già dovuti andare a casa. La norma del testo unico degli enti locali è molto chiara, cioè questi dirigenti sono nominati intuitu persone, cioè sulla fiducia da parte del sindaco, e quando il sindaco va a casa anche questi dirigenti devono lasciare il posto e andare a casa. Quindi avremmo avuto un risparmio di circa 800.000 euro all'anno con i quali avremmo potuto non tagliare lo stipendio appunto dei vigili, delle maestre. Nel 2013, chiosa Davide Scano, l'amministrazione Orsoni ha avuto il coraggio di aumentare di 7 il numero dei quadri e di 1 quello dei dirigenti. La struttura del comune sta esplodendo e purtroppo il commissario sta procedendo nel solco tracciato dal centrosinistra. Se in primavera toccherà a noi amministrare la città, le cose cambieranno radicalmente. Non è più possibile andare avanti con un dirigente ogni 40-45 dipendenti comunali. Siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno fa le